Bentornati e bentrovati a Storie. La vicenda umana di Minermo, questo poeta di Smirne che vive appunto nel VI secolo a.C., è una vicenda interessantissima perché per la prima volta la poesia lirica greca si pone davanti non soltanto le tematiche della politica, le tematiche quindi dell'affermazione di un'etica pubblica condivisa in un momento di grande confusione e di trasformazioni sociali imponenti, ma Minervo cerca anche di capire come fosse possibile costruire un'etica che non fosse soltanto razionalmente significativa, ma anche emotivamente significativa, e lo fa portando l'attenzione sulla philedonos bios, cioè sulla vita gioiosa, sulla vita ispirata a una grande attenzione per il piacere, una vita quindi improntata a quello che noi chiameremo edonismo, ma che non è l'edonismo come intendiamo noi, cioè in senso negativo, è proprio la ricerca di una gioia di vivere che sia superiore a tutte le altre nefandezze della vita. Ed è interessante perché l'elegia, che nasce per l'appunto da questo dire elegein, elegia vuol dire proprio dire ai, nasce proprio dal canto di un dolore, in Minervo diventa il canto di un tentativo di piacere. Non fermatevi al dolore, ma cercate una vita che sia piena di gioia, cercate un'etica pubblica che vi possa rendere felici. Minervo in qualche modo è un kantiano ante litteram. Kant cerca di coniugare la virtù e la felicità, Kant cerca di coniugare la morale e la felicità. E qui per la prima volta Minervo cerca di dire: guardate che non è possibile un'etica che sia soltanto razionale, che tenga tutto in ordine, è necessario qualcosa di più, un'etica che possa parlare alle passioni, un'etica che possa parlare all'interiorità dell'uomo, un'etica che possa parlare alla philedonos bios, a una vita che cerca la gioia, che è protesa verso la gioia. Ecco, ci vuole un'etica, ci vogliono dei valori condivisi che rendano gli uomini felici. Altrimenti, se questi valori condivisi non rendono gli uomini felici, possono essere giusti, ma verranno soppiantati dal primo rigurgito di felicità. Perché questo è il bello anche un po' delle società contemporanee e delle società di ogni tempo. Gli uomini possono essere addomesticati per un certo periodo, ma poi hanno bisogno di valori che diano loro qualcosa di molto più concreto, di molto più tangibile di quello che può permettere una costruzione ideale o ideologica. Hanno bisogno quindi di qualcosa che afferisca in maniera cogente alla felicità. Abbiamo bisogno di felicità, non abbiamo bisogno soltanto di valori di riferimento. E questo diventa il tema di Minervo, che a questo punto è interessantissimo per tutti noi, sempre qui, sempre a Storie.